Si aggira intorno ad 1 milione di euro l'ammontare degli interventi che il Comune di Ne farà partire dopo l'approvazione del bilancio a fine mese, opere coperte grazie al reperimento di importanti finanziamenti. Sarà sicuramente l'acquedotto di Pontori, atteso il secondo lotto da parte della cittadinanza, sarà la realizzazione dell'ultimazione del collettore fognario per quanto riguarda le località di Montedonico e Costa Coguzzi, verranno realizzate varie tombinature nelle strade delle località rivaie e verranno poi realizzati la stesura dell'asfalto in varie strade comunali e il ripristino di muretti che purtroppo sono caduti negli anni. C'è poi uno sguardo al futuro, un piano di servizi pronto a partire grazie alla firma del protocollo sulle aree interne da parte di Ministero e GAL, con la possibilità di cospicui finanziamenti. Uno tra tutti sarà sicuramente l'informatizzazione dell'impianto scolastico con la formazione degli insegnanti e l'insegnamento dell'inglese come madrelingua. Parliamo di quello che è il potenziamento del poliambulatorio a Conscenti, la messa a disposizione da parte dell'ASL di un infermiere che può andare direttamente a casa a fare le visite, parliamo della consegna del farmaco direttamente agli anziani a casa e poi parliamo, per quanto riguarda invece il mondo del trasporto, faremo lì nelle località sprovviste del trasporto pubblico locale il cosiddetto servizio a chiamata. La Giunta Pesce, infine, ha ottenuto i fondi per realizzare una nuova scuola a Conscenti, vincendo il concorso regionale sul miglior progetto. L'edificio sorgerà a Conscenti e sarà di ultima generazione, con nuove tecnologie di efficientamento e di risparmio energetico. Parliamo praticamente di un finanziamento di 2.400.000 euro assegnato al Comune di Ne, nel quale il Comune di Ne attualmente, visto l'importo, sta facendo la gara d'appalto per quello che riguarda la progettazione esecutiva, che poi permetterà di realizzare l'appalto vero e proprio. Prima pietra quando? Presumo all'intorno del 2020.